Colle del Castello di Udine è il tumulo dell'età del bronzo più grande d'Europa, innalzato dall'uomo più di 3.000 anni fa. Certificato gli studi effettuati per gli scavi degli ascensori, ma resta il mistero sulla sua funzione. La finanziaria regionale Friuli aderisce ufficialmente all'OPA di Sparcasse su Civibank. La decisione porta la quota della banca di Bolzano al 35%. Nessun contorno definito dei progetti concorrenti. La motivazione di Friulia. Domani i funerali di Manuel e Chiara, due giovani genitori di 5 figli morti nel tremendo incidente di Vivaro, e un video girato da un'auto dietro al camion potrebbe far luce sull'accaduto. Saranno 77 le aziende friulane ospitate dallo stand regionale Avinitalia a Verona dal 10 al 13 aprile, focus sulla ribolla gialla con acquirenti interessati da Stati Uniti alla Cina. Dopo le finali scudetto dello scorso anno sarà ancora la nostra regione a ospitare le fasi finali, questa volta della Coppa Italia di Beach Soccer, 16 le squadre coinvolte, l'evento dal 21 al 24 luglio a Lignano. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale che apriamo con una scoperta molto importante che è stata fatta relativamente all'origine del Colle del Castello di Udine, che è stato realizzato interamente da mani umane, dalla comunità che allora viveva sul territorio di quella che oggi è Udine, circa 3.500-3.000 anni fa, movimentando un volume di materiale pari all'intero stadio Friuli. Una collina alta 30 metri in mezzo alla pianura, fino ad oggi la sua origine praticamente un enigma, ma le indagini archeologiche sul colle del Castello di Udine eseguite nell'ambito dei lavori per la realizzazione dei 2 ascensori stanno portando a inaspettate conclusioni. Abbiamo scoperto che di fatto il colle non è costituito da roccia, non è nemmeno un colle di origine morenica, cioè formato dagli antichi ghiacciai, e non è nemmeno un colle formato da movimenti tettonici o altre ipotesi che da 100 anni i geologi portavano avanti. Abbiamo identificato a circa 30 metri di profondità dal punto dove ci troviamo un paleosuolo che indica invece un'origine di tipo antropico. Sicuramente la più grande che conosciamo in epoca preistorica, o meglio protostorica per il nord Italia, quasi sicuramente una delle più grandi d'Europa. Se prendete Stadio Friuli e lo riempite di terra fino al colmo, fino alla tettoia, quello è il volume del colle artificiale. I lavori sono ancora in corso, ma già la datazione si può effettuare con buona precisione. Probabilmente l'inizio della costruzione del colle è tra il 1000 e il 1500 avanti Cristo. E probabilmente già in queste fasi molto remote era già alto quasi come adesso. Quindi dobbiamo immaginare uno sforzo, come dire, della comunità di quella volta enorme. Tra le varie ipotesi, dunque, una delle più vicine era quella della leggenda popolare secondo la quale la collina era stata realizzata dai soldati di Attila. Se vogliamo, è la trasposizione di un ricordo ancestrale della comunità che sapeva che era stato fatto in tempi remoti. Le fonti antiche dicono in realtà non solo Attila, ma citano come possibilità anche Giulio Cesare. C'è un'origine artificiale che è nella memoria della comunità, però rielaborata perché invece andava indietro di molti più anni. Friulia, la finanziaria della regione, aderisce all'OPA di Sparcasse su Civibank, secondo il CDA, presieduto da Federica Seganti. Eventualità progettuali concorrenti non hanno mai avuto contorni ben definiti. Questa la motivazione. Da domani fino al 6 maggio il via alle adesioni. Alla vigilia dell'avvio dell'OPA di Sparcasse su Civibank arriva un'adesione pesante nella sostanza e nella forma, quella di Friulia, la finanziaria controllata dalla regione Friuli Venezia Giulia. La decisione è stata presa dal Consiglio di amministrazione, presieduto da Federica Seganti, ex assessore regionale leghista alle finanze. Friulia, che detiene l'1,43% del capitale sociale di Civibank, pari a circa 2 milioni di euro, si è impegnata ad aderire all'offerta con tutte le proprie azioni. Per la finanziaria, come scritto in una nota, eventuali progettualità concorrenti non hanno mai avuto contorni definiti. Secondo Friulia, l'operazione è in grado di mettere a sistema 2 istituti di credito a forte vocazione territoriale e l'OPA si colloca nel solco di quanto accaduto in occasione della trasformazione della banca in società per azioni e del recente aumento di capitale in cui Sparcasse ha avuto un ruolo determinante.
L'interesse dell'amministrazione regionale rimane comunque sempre stato uno e soltanto, quello di garantire la crescita di questo territorio attraverso partner bancari che siano pronti a sostenere quindi le aziende con gli strumenti agevolativi che Regione Friuli Venezia Giulia mette in campo ed anche garantire posti di lavoro e l'apertura delle nostre filiali. Con l'adesione di Friuli alla quota teorica di azioni di Civibank in mano a Sparcasse sale al 35%, più che raddoppiata rispetto alla quota iniziale. Per il raggiungimento della soglia minima del 45% manca un ulteriore 10% da raggiungere con le adesioni al via dall'8 aprile fino al 6 maggio. Intanto il CDA di Civibank, che si è riunito oggi, ha rispedito al mittente l'offerta di Sparcasse. Nelle motivazioni la mancanza di condivisione strategica, un prezzo non adeguato al valore delle azioni e il rischio della perdita di autonomia. Le offerte non sono convenienti per gli azionisti e i titolari di warrant. Questo è quanto ritiene il CDA di Civibank, presieduto da Michela Del Piero e riunitosi oggi a Cividale per valutare l'OPA di Sparcasse, che ha proposto 6,50 € ad azione più un premio fedeltà per i warrant. La banca ha assunto le decisioni con il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti e un'astensione. Secondo Civibank sono diverse le motivazioni alla base della scelta. In primis mancano condivisione di valori e strategie, visto che a suo parere il progetto presentato da Sparcasse non è in linea con il piano industriale e con la vocazione di società benefit. E ancora, per il CDA, le offerte sono state intempestive vista la fase di transizione del processo di rafforzamento della banca. Inoltre Sparcasse, secondo il CDA, potrebbe ottenere significative sinergie tramite l'acquisizione di Civibank, che tuttavia non sono state riflesse nel corrispettivo e non saranno quindi condivise con gli azionisti della banca. L'operazione poi non preserverebbe l'autonomia creditizia, commerciale e finanziaria di Civibank, facendo venir meno la forte vocazione territoriale. Il CDA infine lamenta che le offerte sono selettive e non sembrerebbero rispettare il fondamentale obbligo di parità di condizioni offerte a tutti i destinatari. Quanto al prezzo, questo non riflette adeguatamente il valore delle azioni e dei warrant. Insomma, un'offerta da rispedire in toto al mittente. I dati della pandemia, con 5 vittime del Covid in regione nelle ultime 24 ore, tra queste la più giovane, una donna di 73 anni di Remanzacco, 1223 i nuovi casi positivi a fronte di 4556 tamponi molecolari e 8117 test rapidi, 63 i casi rilevati nella sanità regionale, 31 nelle residenze per anziani, sono 4 le persone ricoverate in terapia intensiva, stabili 138 nelle altre aree mediche. E per quanto riguarda i vaccini, la macchina è pronta a ripartire qualora la scienza dicesse che è necessaria una quarta dose. A dirlo è stato il vicepresidente della Regione Riccardi. Attendiamo indicazioni dal mondo scientifico, ma la macchina sanitaria del Friuli Venezia Giulia è in grado di garantire 100.000 vaccini alla settimana, quindi le tempistiche per una quarta dose sono chiare. Il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi ha fatto il punto della situazione durante i lavori della terza commissione del Consiglio regionale, che ha ascoltato anche i direttori generali delle 3 aziende sanitarie del territorio su sollecitazione di Patto per l'Autonomia. Sulla campagna vaccinale, ha spiegato Riccardi, non abbiamo visto critiche da parte dei cittadini. Il bilancio è positivo grazie all'impegno di tutti, dai volontari ai dipendenti del sistema sanitario, che hanno avuto il ruolo principale. Dall'avvio della campagna abbiamo somministrato 2,6 milioni di dosi di vaccino sui 2,8 milioni di dosi consegnate. Il vicepresidente ha anche ricordato come ci sia un peso importante dell'emergenza ucraina, visto che il 60% dei profughi arrivati in Italia sono transitati per il Friuli Venezia Giulia, con 4.000 persone, pressoché tutte donne e bambini, che si sono fermati sul territorio. Durante i lavori non sono mancate le polemiche da parte delle opposizioni sugli atti aziendali e sull'organizzazione della campagna vaccinale. La CGIL punta a raccogliere almeno 9.000 firme a sostegno della sanità pubblica regionale. Oggi è stato fatto il punto della situazione. Sono almeno 6.000, ma l'obiettivo è raggiungere quota 9-10.000 entro la fine del mese. Le firme raccolte a sostegno della petizione regionale sulla sanità pubblica promossa dal Coordinamento Salute Friuli Venezia Giulia e presentata il 18 febbraio scorso a Trieste. Le richieste, che partono dalla denuncia dei disagi di operatori e cittadini, comprendono l'assunzione di nuovo personale, il potenziamento dei servizi ospedalieri e territoriali per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socioassistenziale in ogni territorio, centrale o periferico.
Un primo bilancio della raccolta firme è stato illustrato nella sede della CGIL di Udine, presenti consiglieri regionali e presidenti di associazioni coinvolte nella promozione della petizione, i cui risultati saranno consegnati alla Regione durante l'ultima riunione del mese di aprile del Consiglio regionale. Siamo usciti dal Covid, noi non possiamo ripartire da dove avevamo lasciato perché c'erano già grossi problemi prima. Ora abbiamo una crisi sul personale che è evidente, sia per la carenza di personale sia per una fuga, perché il personale è stremato, non c'è nessuna politica che faccia invertire questo trend e la salute si fa con gli operatori. Domani l'addio a Manuel e Chiara, i due ragazzi, genitori di 5 figli morti nel tragico incidente di Vivaro il 28 marzo scorso, e nell'inchiesta intanto spunta il video dello scontro. Una scena tremenda catturata da una dashcam, telecamera che si accende automaticamente ogni volta che una macchina viene accesa. In quella stessa auto sta viaggiando una coppia che procede nella stessa direzione di marcia del camion, con il quale di lì a poco si schianterà la Chrysler Voyager, all'interno della quale ci sono Chiara Materassi e Manuel Cari. Entrambi di 24 e 29 anni, genitori di 5 bambini, muoiono sul colpo. Sono 17:29 e 30 secondi del 28 marzo. Dalle immagini acquisite dalla procura di Pordenone si nota chiaramente come il camionista abbia tentato, sterzando verso destra, di evitare la collisione con la Voyager, che invece con un proiettile invade la corsia di marcia opposta della strada provinciale 53 a Vivaro. Lo schianto è tremendo, l'auto viene ridotta in un ammasso di lamiere. Il conducente della macchina su cui è montata la dashcam si rende subito conto della gravità dell'impatto, mantiene la calma e chiama il 112. Sulla strada per Vivaro c'è stato un incidente tra un camion e una vettura frontale. Temo purtroppo che non ce l'abbiano fatta. Per Chiara e Manuel però non c'è più nulla da fare. I funerali della giovane coppia saranno celebrati domani mattina alle 11:30 nella chiesa parrocchiale di Roveredo in Piano. Uno sciame di palloncini bianchi si alzerà in cielo. Alle esequie parteciperanno anche i bambini, ai quali con estrema delicatezza è stato detto che i genitori sono volati in cielo e per questo bisogna organizzare una festa. I piccoli al momento sono stati affidati ai nonni paterni. Patteggia 1 anno e 5 mesi davanti al GUP per omicidio stradale. La vittima di quel tragico incidente era sua madre. È passato con il rosso e in quel tragico incidente sua mamma ha perso la vita. Oggi, a meno di 2 anni di distanza, davanti al GUP di Udine, un uomo di 51 anni, residente ad Artegna, accusato di omicidio stradale della propria madre di 78 anni, ha patteggiato 1 anno, 5 mesi e 23 giorni di reclusione, pena sospesa. La tragedia è caduta nel pomeriggio del 28 luglio 2020 a Gemona, in località Campagnola. Per una distrazione, l'uomo non si è fermato al semaforo rosso di via Cavazzo e un'automobile con a bordo 2 donne ha preso in pieno la sua vettura, facendola finire sul muro. A bordo, sul sedile posteriore, c'erano una bambina e la madre del guidatore. La donna è apparsa subito grave, trasportata d'urgenza all'ospedale di Udine ed è deceduta qualche ora più tardi. L'inseguimento in automobile per nascondere la droga alla polizia non era la scena di un film e il guidatore ha patteggiato 3 anni di carcere. La folle fuga sulle strade di Udine per sfuggire alla polizia e nascondere la droga gli è costata 3 anni di carcere. Tanto ha patteggiato Ivan Sabadini, di 41 anni, residente in città, davanti al GUP Emanuele Lazzaro per quanto successo la notte del 5 dicembre scorso. Tutto è cominciato alle 22 a un semaforo di Viale Europa Unita, dove una pattuglia della Volante ha affiancato un'automobile con 2 persone a bordo. All'alto il veicolo è partito con il rosso, scappando ad alta velocità fino a Piazzale Cella, per poi fuggire contromano in via Lumignacco. Svoltando in via Gonars, la vettura è finita contro un muro. L'automobile è quindi ripartita, quasi investendo un agente sceso per soccorrere i fuggitivi. La folle corsa è infine terminata nella rotatoria di Basaldella, dove l'automobile si è bloccata mentre la volante è finita su un palo della segnaletica. Il passeggero si è dileguato a piedi mentre l'autista è stato bloccato dai poliziotti, ai quali ha consegnato 2 dosi di cocaina. Durante la perquisizione del veicolo, nel piantone dello sterzo sono stati trovati altri 32 grammi di cocaina e 10 di hashish. Costrinsero un ragazzo a seguire nel Bronx di Pordenone, gli rubarono cellulare, scarpe, lo spinsero a terra e lo presero a calci. Oggi il processo e le condanne.
Hanno patteggiato davanti al giudice per l'udienza preliminare due 19enni che il 2 febbraio dello scorso anno avevano derubato delle scarpe e del cellulare, poi preso a calci e pugni nel Bronx a Pordenone un 15enne e poi lo avevano minacciato di morte qualora li avesse denunciati. I due, Andrei Raul Steffu e Andrei Gabriel Oancea, dopo la denuncia sporta ai carabinieri del coraggioso ragazzino, sono stati catturati l'anno scorso, l'uno in Austria, l'altro in Spagna. L'avvocato Lorenza Giorgia Petracco, che ha assistito entrambi, è riuscito a ottenere col consenso del PM Federico Baldo un patteggiamento a 2 anni 4 mesi e 600 euro di multa per Oancea e a 2 anni 5 mesi e 20 giorni e 600 euro di multa per Steffu. I due giovani hanno potuto beneficiare della condizionale perché hanno solo 19 anni. Per dare una lezione al 15enne, ex fidanzato di una cara amica di Steffu, i due imputati avevano costretto lui ed un amico a seguirli al Bronx. Steffu aveva quindi intimato al ragazzino di consegnargli il telefono affinché imparasse a scrivere all'amica, nonché di dargli le scarpe. Non solo, dopo essere stato spinto a terra, il 15enne era stato preso a calci, rimediando una prognosi di 14 giorni. In queste ore controlli a tappeto della Polizia Stradale regionale sui trasporti di animali, in particolare agnelli, visto il periodo pasquale. Salvaguardare la salute degli animali che devono viaggiare per migliaia di chilometri in ore di viaggio è questo l'obiettivo dei controlli iniziati in maniera intensiva ieri e che andranno avanti con questo ritmo sino a Pasqua. In campo la Polizia Stradale assieme ai funzionari del Ministero della Salute, pronti a controllare i mezzi carichi di agnellini, anche se sotto la lente delle forze dell'ordine e dei veterinari vengono sottoposti ad accertamenti anche altri carichi di animali. Nelle ultime ore una ventina i mezzi agganciati da almeno 3 pattuglie appostate sulla rete autostradale, particolarmente a nord dove affluiscono automezzi dall'est. Auto articolati che vengono accompagnati nell'area di servizio di Gonars Nord. Commissario, sino adesso che irregolarità avete riscontrato? Allora, alcune irregolarità documentali, cioè trasporti nazionali, locali senza la idonea documentazione di trasporto, però anche un caso di un bovino che è destinato, partito da un luogo di allevamento destinato al macello, che non era in condizioni ottimali di salute e trattenuto all'interno in maniera irregolare, sanzionato con una sanzione molto importante che va da 2.000 a 6.000 euro. Torniamo all'economia. In 2 settimane una seconda commessa dagli Stati Uniti per la Danieli di Butrio. La Pacific Steel Group, uno dei principali produttori e distributori americani d'acciaio per cemento armato, ha scelto la Danieli di Butrio per la realizzazione in California, a Mojave, di un'acciaieria della tipologia MIDA capace di connettersi direttamente a fonti di energia rinnovabile. Il nuovo impianto, spiega Pacific Steel Group in una nota, contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 attraverso un'efficienza di livello mondiale. Siamo entusiasti di collaborare con Danieli per costruire una delle acciaierie più pulite, sicure ed efficienti al mondo, ha dichiarato Eric Benson, presidente del consiglio d'amministrazione e amministratore delegato di Pacific Steel Group. L'investimento vale $350 milioni e la quota Danieli di circa il 50%. L'acciaieria sarà operativa agli inizi del 2025 e sarà in grado di produrre circa 380.000 tonnellate di tondino d'acciaio l'anno. Sono previsti 400 posti di lavoro. I produttori vitivinicoli della regione sono pronti alla 54esima edizione di Vinitali. Regina dello stand friulano sarà la Ribolla Gialla. Sono 77 i produttori del Friuli Venezia Giulia che dal 10 al 13 aprile parteciperanno alla 54esima edizione di Vinitali, il Salone internazionale dei vini e dei distillati. La rassegna, rimasta ferma per 2 anni a causa della pandemia, è una vetrina importante per promuovere le eccellenze del territorio. Le aspettative per il futuro sono alte e per questo motivo è indispensabile un grande lavoro d'insieme. L'unità è vincente, hanno sottolineato gli assessori regionali Bini e Zagner presentando l'iniziativa e annunciando novità per il prossimo anno. È nata questa idea, la volontà di voler promuovere in maniera significativa la nostra regione con un grande evento di caratura internazionale, status delle cose permettendo. Uno dei prodotti vitivinicoli sui quali punta la regione è la Ribolla Gialla. Ribolla Gialla, io sono a Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia è un tutt'uno, un unicum che va comunicato anche qui con unità, perché questo tema è fondamentale. Tutte le attività che sono realizzate al Vinitali sono state realizzate partendo già dalla progettazione assieme con i produttori. Tanti passeggeri in meno, ma una flotta sempre più green. Sono alcuni dei dati della Carta dei servizi del trasporto pubblico locale delle Friuli Venezia Giulia presentata oggi.
Una riduzione di 27 milioni di passeggeri causa pandemia è l'obiettivo di avere almeno il 50% degli autobus a emissioni zero entro 5 anni. Sono alcuni dei dati che TPL FVG ha presentato nella sua carta dei servizi che si compone di 84 pagine. Complessivamente la flotta della società nata dal consorzio, delle 4 realtà provinciali, ovvero Arriva Udine, ATAP Pordenone, APT Gorizia e Trieste Trasporti, conta su 954 autobus, 1807 addetti, 6.000 km di rete, 12.000 corse quotidiane, 8.000 fermate e una produzione annua di 43,4 milioni di chilometri. A entrare nel merito della situazione è l'amministratore delegato Agnello Semplice, il quale spiega che, nonostante i passeggeri siano scesi dai 100 milioni del periodo pre-pandemia ai 73 milioni del 2021, abbiamo sempre continuato a investire sul fronte della flotta, anche attraverso il PNRR. L'obiettivo è di arrivare al 50% di mezzi ad emissione zero entro 4-5 anni. Per quanto riguarda invece la soddisfazione della clientela, 8 utenti su 10 promuovono la società. La pioggia mitiga la siccità nella destra tagliamento, ma non la risolve. L'allarme è del consorzio Cellina Meduna. I dati raccolti sul campo dal consorzio di bonifica Meduna Cellina parlano chiaro. Nella destra tagliamento lo spettro della siccità non è alle spalle, anzi. La pioggia della scorsa settimana ha certamente mitigato la sete dell'agricoltura e ha sospeso la necessità delle cosiddette bagnature anticipate di primavera, ma i laghi del Pordenonese continuano a registrare livelli di magra e la portata dei fiumi si è solo in parte ripresa. Il lago di Baracis è passato da 3,4 a 3,6 milioni di metri cubi, con un affluente che ora introduce 7 metri cubi di acqua al secondo rispetto ai 5,3 dei giorni scorsi. Situazione analoga in Val Tramontina, bacino idrografico del Meduna, che vede aumentare il flusso d'ingresso da 2,7 metri cubi a 4,5 al secondo. Restano però invariati i volumi di contenimento dei 3 impianti di Redona, Casselva e Cazzul. Infine Ravedis di Montereale, dove tutto è pronto per le operazioni di accumulo estivo. Ma quanto dovrebbe piovere per far tirare un sospiro di sollievo e mandare finalmente in archivio la siccità? L'ideale sarebbe dai 30 ai 40 mm ogni 8 giorni. Entro 15 giorni il centro commerciale Friuli di Tavagnaco dovrebbe arricchirsi di nuove attività, ma per ultimare i lavori di restyling ci vorranno ancora alcuni mesi. La proprietà del centro commerciale Friuli ci ha rassicurati sulla volontà appunto della proprietà di completare quanto prima i lavori. Del resto si tratta di un investimento di 50 milioni di euro, per cui è chiaro che la volontà della proprietà è quella di chiudere i lavori quanto prima. Certamente è un impegno significativo perché il restyling del complesso è stato veramente pesante. Dobbiamo tener conto anche francamente del periodo dell'emergenza Covid, adesso della guerra, quindi della difficoltà che c'è a reperire imprese, materiali eccetera. Però io credo, sono convinto che già nei prossimi giorni, quindi diamoci una quindicina di giorni, vedremo alcuni esercizi aperti al piano terra. Andiamo a Saciletto di Ruda, dove dopo anni di attesa Villa Antonini Belgrado verrà messa in sicurezza. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di Villa Antonini Belgrado a Saciletto di Ruda, lavori urgenti ed estremamente necessari per salvare la struttura in forte degrado. La soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia ha ricevuto in assegnazione 3.135.000 euro dal Ministero della Cultura da spendere in vari lotti entro il 2023 per procedere con il restauro generale, ma già ora ha attivato i primi interventi di salvataggio e messa in sicurezza al fine di evitare ulteriori crolli o danneggiamenti irreparabili alla struttura. È stata già installata la recinzione di cantiere per evitare che esterni possano accedere all'area dell'intervento. Soddisfatto il sindaco di Ruda. Grazie all'impegno della sovrintendenza, di concerto con il Comune, siamo riusciti ad ottenere, segnalando al Ministero dei Beni Culturali, un contributo di 3.150.000 euro che serviranno proprio in questa fase a mettere in sicurezza la dimora storica e poi a fare la progettazione e a seguenti lavori di recupero complessivo e di restauro. A Monfalcone sarà ultimato a febbraio il progetto che renderà nuovamente visitabile la galleria antiaerea. Riaprirà i battenti la galleria antiaerea di Monfalcone sotto la rocca risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo del sindaco Cisint, che oggi ha visitato l'area chiusa dagli anni 50, è quella di riportare turisti e cittadini nel tunnel lungo oltre 200 metri, che ancora oggi ricorda quei drammatici momenti.
La conclusione dell'allestimento, per un valore del progetto totale di 670.000 euro, è affidato al Consorzio Culturale del Monfalconese ed è atteso per febbraio. È stata mantenuta intatta. Per il momento noi procederemo a 2 fasi. La prima è quella del consolidamento e ci sono alcune ancora zone, come ad esempio dove è avvenuta l'esplosione nell'agosto del 45, che vanno ancora un po' consolidate, diciamo. Verrà effettuata una pavimentazione molto semplice di 2,5 metri per il percorso in sicurezza, delle reti che consentiranno di passare in sicurezza senza la caduta di alcunché. A San Daniele invece bisognerà attendere ancora un paio di anni prima che possa riaprire al pubblico il teatro Cicconi. Intanto sono cominciati i lavori di smantellamento dei ponteggi nella parte frontale della struttura, ma ci sono anche altri cantieri. Sindaco, è iniziato lo smantellamento dei ponteggi nella parte frontale del teatro che poco alla volta viene restituito alla città. Come procedono i lavori? Ma procedono bene, in linea con le previsioni. Entro la fine di aprile avremo questo lotto di teatro terminato e quindi che cosa vedremo? Vedremo una struttura che esternamente sembrerà totalmente completata. E poi invece procederemo nei prossimi mesi con la progettazione esecutiva delle aree esterne e dell'impiantistica. Quando sarà pronto e quindi a disposizione della collettività il teatro? Beh, su questo ci andrà ancora diverso tempo, credo un paio d'anni, perché abbiamo, come dicevo, oltre alla progettazione esecutiva, poi la realizzazione dei lavori per quanto riguarda l'impiantistica e le aree esterne ed infine, cosa anche molto importante, l'arredamento per il quale dovremo anche recuperare delle risorse per questi lavori. Non è l'unico cantiere aperto a San Daniele? Ma direi che San Daniele vive un periodo di tanti cantieri e di vivacità sotto questo aspetto. Stiamo completando in questi giorni il parcheggio di via Dalmazia, via Carducci, una bellissima opera che ha recuperato un'area dove c'erano delle case abbandonate, dei ruderi, hanno messo in evidenza anche il Colle Costeon, che è un bel colle proprio nell'area ospedaliera, e poi abbiamo il cantiere dell'archivio comunale che San Daniele non ha da almeno 20 anni e che parte proprio in questi giorni, stanno allestendo il cantiere, quindi tante opere, ma non ci fermeremo lì. A Pordenone torna in fiera con una nuova formula, Cucinare. Cucinare ritorna alla fiera di Pordenone dal 9 all'11 aprile sotto la nuova veste di Salone dell'Enogastronomia di qualità. Territorio, materia prima di eccellenza, filiera agroalimentare sono i temi al centro di questa manifestazione, diventato un punto di riferimento per gli appassionati di cucina e della buona tavola, che trovano in fiera prodotti di qualità, attrezzature per la preparazione dei cibi e occasioni di confronto con chef delle migliori cucine del territorio e star dei media attivi sul tema al food. In fiera sarà possibile assaggiare e acquistare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane negli oltre 100 stand presenti, partecipare a più di 50 eventi, tutti gratuiti, tra corsi, degustazioni e show cooking. Si parte da quello che erano le prime 8 edizioni dedicate ai must della cultura culinaria di tutta Italia, delle aziende italiane, a quelle del territorio, quindi la parte del territorio, chilometro zero, i migliori prodotti della nostra regione e delle regioni contermini che sono stati realizzati dai nostri produttori locali. Nella Domenica delle Palme si prepara una particolare iniziativa di pace e solidarietà a Orzano di Remanzacco. Questa riproduzione, che rappresenta la colomba della pace, è lunga più di 2,5 metri e pesa circa 20 kg. È stata costruita da un gruppo di amici a Orzano di Remanzacco per lanciare un'iniziativa di pace e di solidarietà in occasione della Domenica delle Palme. È nata l'idea di questa colomba che sarà issata in piazza della chiesa domenica, subito dopo messa. Andrà su con l'olivo in bocca. A un certo punto, quando sarà a una certa altezza, aprirà il becco e caderà l'ulivo sulla gente che sarà presente. Il materiale è in ferro, leggerissimo, con idee di tutti gli amici, facciamo il becco che si apre, facciamo le ali che si muovono. Un forte messaggio di pace mentre prosegue l'invasione russa in Ucraina, ma anche con risvolti benefici. Nella stessa giornata infatti si attiva un chiosco per raccogliere fondi da devolvere alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Sarà circa 10 anni che collaboriamo con i nostri piccoli risparmi, diciamo così, a contribuire a questa associazione di ricerca.
La Lega Nazionale Dilettanti sceglie ancora Lignano per le fasi finali del beach soccer, l'anno scorso per lo scudetto, quest'anno per la Coppa Italia a fine luglio. Ne parliamo tra poco a Sport FVG, spazio anche al mercato dell'Udinese, al calcio femminile con il Tavagnacco, ma non solo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, a tutti voi l'augurio di una buona serata in nostra compagnia, arrivederci.